una delle istituzioni principali che da sempre ha formato tante generazioni, non solo di geresi ma di tanti cittadini, che poi peraltro di tutto l'Interland Ionica e Tenneo, e che ha saputo appunto costruire delle professionalità che si sono distinte ovunque. Io sono orgoglioso ovviamente di essere qui questa sera, perché credo che aprire le porte di una scuola, far riscoprire quelli che sono gli elementi di storia derivante proprio dagli studi classici, permettono proprio di riscoprire quello che è il divenire di una società che fonda la propria base proprio nella culla della civiltà e che poi oggi ha saputo, come dire, portare questa umanità facendo grandi passi in avanti, e però credo che anche per costruire il futuro bisogna riscoprire appunto l'essenza di ciò che è stato il passato, e credo che questa sintesi è proprio un liceo classico riesce ancora oggi a dare. Devo dire che io sono sempre affezionato, mi sento legato a questo istituto perché mi ha formato nella mia giovinezza, devotando ai professori, devotando a chi mi ha dato questa formazione che poi mi è servita anche per tutta la vita. Io sono sempre convinto che gli istituti classici danno una formazione superiore rispetto agli altri istituti, e chi esce da un liceo classico sicuramente ha qualche cosa in più rispetto agli altri. In effetti quest'anno ci saranno i 130 anni dalla nascita dell'istituto. Con il preside abbiamo anche collaborato perché ci fosse anche un'attenzione da parte del Senato, e c'è una sorpresa che farò a questo istituto da parte del Presidente del Senato.